anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia e calore, quando ti accorgi che hai bisogno di una spinta e c'è qualcosa di importante che ti manca e non è addosso la tua solita grinta e che ti svegli come se fossi già stanca e vai spedita a preparare un caffè doppio e se non basta dopo provi con la doccia ma poi lo senti che non parte quello scoppio che è come il tuono poco prima della pioggia e fai pure come me con la canzone che ti fa star bene e fai pure come me non chiederti perché alza il volume basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia, tu dagli calore basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia e calore È bella l'idea, un po' di volume e cambia l'umore, bellissima, il grande Pepsi colpisce sempre. E questo è il metodo che pratico ogni mattina, che più di un metodo per me è una vera terapia, molto più forte ed efficace di ogni medicina, guarisce solo dalla tristezza e dalla nostalgia, e non mi importa della vicina di quello che potrà mai pensare, che tanto lo so cosa pensa di me, sono un tipo particolare, in fondo le sono simpatico, infatti a volte la sento cantare la stessa canzone che ascolto che grazie al volume la fa spensierare, e fai pure come me, con la canzone che ti fa star bene, e fai pure come me, non chiederti perché, alza il volume, basta solo un po' di volume, per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume, per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia e calore, yeah. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi c'è il mercato, oggi è sabato 14 aprile 2018. Mamma mia, come passa il tempo. Ehi, guaglio. Approfittiamo che oggi abbiamo fatto... Bello, ma questo benedetto ponticello, niente ancora, questo sotto passaggio? Niente. Un saluto a tutti quanti voi che state scrivendo, buona giornata, buon sabato. Ciao Nico! C'era Bettolino, ciao Pachi, c'era Bettolino, hai fatto festa a scuola Bettolino? Ah no, sta in giro, è vero, mi disse che andava a Sant'Antonio con la classe. Volume! Comunque, Lello, stamattina appena svegli arriva la notizia di venti di guerra comunque. Che è successo? È che abbassa un po'. Insomma, non c'è da stare allegri, non è che vogliamo disseminare panico, paure, ma almeno un po' da riflettere c'è. Che l'America, l'Inghilterra e la Francia hanno deciso di buttare un po' di confetti sulla Siria stanotte. Una mezza confettura e poi ritorno alle basi. Ma il brutto è che questi qua hanno detto: ah, quello hai fatto, sai come i bambini, e adesso ti farò vedere io. E quindi bisogna fare molta attenzione, prima di prendere delle decisioni così grosse, insomma, bisogna riflettere prima, non precipitarsi. Tante cose bisogna riflettere, io quante volte lo sto dicendo. A volte c'è il rischio che si riflette troppo. Enzo, ti voglio fare vedere una cosa, scusami, è un problema che io... Che hai sempre sottolineato. Qui abita la gente. Avanza un altro po', così hanno idea di capire meglio quello che vuoi dire. Se si sente male qualcuno, l'ambulanza da dove passa? Sì, quindi non creano... sono d'accordo. Perché è successo l'altra volta. Che una con il sacro l'hanno presa la persona.
però niente, non si fa niente per... No, ma poi cioè vedi anche qua, c'è anche l'altro problema che non voglio... vedete, qua un altro, cioè mi dici dove deve passare, ma stiamo scherzando. Dicevo, c'è anche l'altro problema, ma non di essere pesanti, tipo un malcapitato entra con un camion qua Cioè, dentro. vedi, cioè, non è normale sta cosa, non è normale. Questo è, perché noi purtroppo sottovalutiamo, ma noi preveniamo i problemi. Sono d'accordissimo. Cioè bisogna prevenire invece di curare, si dice, no? Sì, meglio prevenire che curare. Che dice Pacchi? Mai cantare prima, che cosa? Oh, Annetta Bracco, Annetta, da quando tempo? E poi c'è un'altra cosa, Lello, che vorrei ricordare, ma è mai possibile che c'è che se per l'Angora Albano, la Lecciso, Enzo, questo... no, girava una battuta ieri, è morto Albano, l'ha ucciso, Lecciso Loredana. Lecciso. Anche, ce l'ho io pure. Cioè, ma veramente si parla ancora di Albano, Romina, la Lecciso, ma oh raga, ma veramente, cioè siamo ridotti a questo, siamo, Non si vede altro ma in tutti i programmi televisivi, mo addirittura stamattina anche sulla Gazzetta, no, in prima pagina, no raga, non ce la faccio più. Senti, questo è lo specchio nostro. Una tina la canzone già, pezzi più lì, E questo è il nostro specchio dell'Italia, Enzo, questa è la verità. Stiamo messi male in Italia. Oh mamma mia. Noi pensiamo a sé cazzetti, Sia Barretti, io tutta una poesia. Va avete trovato passando qualche dì sotto il campanello di Santa Maria? Avete visto i pesci in due piattini? Avete sentito attorno marcito? Avete visto quanto è bella la marnaria che da sopra sacchia tutta una poesia? Perché se avete sentito di Luclè, il femmina che stanno sotto a te? Ci va rasta, ci va fuciambot, perché da villa l'ultima pietra che io notte. Ah, se ci luzzari di sparro, la legge mangia croti macaro. Pure con pesce è morto da 3 ore, e l'ucla che ti scende nella torre, tieni chiana a feccia, e il pesce te ne stesso di zambambecci. Che fuori la porta ci c'è da vedere, non è la stessa cosa pure te. La gente che va in cerca della giornata la trova tutta terra adunata. Non fresco, non segnale, non tucciata, va a dire che la giornata l'è nacchiata. Gigi, Franci, Poppanini, G, e queste cremate in un cavaliere. C'è bellezza quando ti trovo fuori la porta, non penso che nessuno venga a porta. Addiventa tutto un prisa una cosa strana, una musica che ti picchia mano a mano, una musica che ti trasi in due senche, ti ravoglia a destra e a mano manca, ti ravoglia di solo, di luce ieri a netto, io tutta una poesia, che sia Barretta. Bella. Grande Ruggero. No, ma poi questo modo di elencare le rime, di passare da un argomento all'altro con maestria, veramente bravo, Vabbè, era un poeta, un grande poeta. Ha fatto un sacco di poesie. Io stavo pensando che a uno dei prossimi eventi, sai, quando premiamo
di premiarlo attraverso i figli che vengono a ritirare il premio, che non è male l'idea, sei d'accordo o no? No, io vedi, ecco perché dico certe volte bisogna, queste cose bisogna fare da vivo. Lo so, non c'eravamo. Ma non parliamo, no? Non parlo di. Cioè io sono d'accordissimo, perché far sì che uno sopravviva ancora l'idea, il progetto. Bravo. Cioè, è molto importante che uno la vive E dà continuità. Perché tu mi dai via nel rosso e io multe, mi dai ristretti. Questo lo dici tu, ma non lo sai Appunto. se hai visto o meno. Però la vivi insieme agli altri. Ma cioè, puoi scherzare, è tutta un'altra storia. hai capito? È carnale. Bravissimo. Ecco. Mi fa pensare a mio nonno questo signore. E chi lo dice, Lello? Francesco Palumbo. Francesco Palumix. Per esempio c'è questa poesia che mi piace assai. Sentiamo. Il bracciolo di mamma. Inde il bracciolo di mamma timbore, un formaggio di avlicchia aveva ste. Un lerdo putrusino stava scettato e a mezz'ora erano belle cucinate. Lui che hai cucinato, senza di giunto, dopo 3 mesi ancora mezzo crotto. Prima da manelli in do caldarone, ma a me l'attaccavo con cotone. Tu, ancora se ne fosse una strada a strada, il bracciolo l'attacco con frufolate. Quando cucinava memme con il profumo, solo a sentirlo ti faceva perdere. Da quando cucini tu che menzurato, a bracciolo ne adoro e menga fatto. Per prepararla si alzava di notte e gli faceva grosso quanto hanno cazzo. Dedicata a chi? Chi di caffè tu gli ha da mangiare a capo per non vedere tanta cacalina di crabbo. Comunque che hai detto non ha badato, lei detto per farvi fare 4 risate. Ci poi volete sapere dove masca atrás, una domenica me ne dà bene tutta a casa. Ricordatevi che non si mangia prima di 2 e a carne però la vita non ci vuole. Bravo Ruggero. E scusalizzi È di questo che oggi. dicevo io che mi piace assai. A Barrette da Modenense vede Modena al tuo senso. C'è ma feno scusalizzi, stiamo a pigliare un brutto vizio. Pur che a secca stai vacante, ma c'è forse solo ristorante. Olio, brigandine, amulfette, satè salina, rocche, tarandella, provolone, prosciuttella, prima e seconda volontà, che date ma fi pasce. Mentre prima va ricordate c'era bella che da mangiare, una braciola, 2 spangette, una capuzza in datianetto, 2 spaghetti fine, un mezzo bella patenghina, 2 castagne, 2 nucite, i pastezzi, i salatiti, bucnotti, taccicete, favarastute, iumarete, iecci, cicere, suminte, da decriva come niente. Venne nerga, fai che seccate, c'era bella che da mangiata. Quando ci va per pagare, non morreste che avevano a te, mentre mi paghi 1 milione e non te piccaste di ciò. Che se perché gemma avvezziata e volevamo fare cose esagerate, che ci facemmo come va uno, non tenemmo queste preoccupazioni, tenda solta ne struscemmo e a 16 ci divertemmo. Volei detto, vecchia avvisato, un consiglio volei dato, e se pure stavolta facete i giusto, sapete c'è detto, sa che chi Bello. Ma bisogna scoprire questi che a volte sì, No, per non dimenticare come eravamo e come siamo diventati pure. e prima è vero ti divertivi per niente. Resta sempre tu.
buongiorno a re. Comunque sempre il maggiore attrattore di turisti a Re, dai, è sempre un umorione. Io li metterei insieme, Eraclio e Telefera Mosca, nella stessa via. Invece di metterlo là. Non c'è via Eraclio, vero? No. No, mi sa di no. E allora dai, vi auguriamo un buon sabato a tutti quanti voi, andate a ballare, andate a farvi una pizza, uscite, che le belle giornate sono bellissime, cioè, quando si esce tutti insieme diventa più bella la serata, che però vedi tanta gente. Qualche piccola raccomandazione la vogliamo fare? Ecco, bravo. Ecco, ad esempio a chi frequenta il centro storico, c'è chi lo frequenta e chi che lo vive, nel senso che ci abita, nel senso mi riferisco a chi ci abita. Ecco, per chi non è del centro storico, il centro storico è ospitale, accoglie tutti, però bisogna avere l'accortezza di parlare a bassa voce a una certa ora, e poi se hai bevuto il drink non lasciarlo per terra in mezzo alle scale o ovunque ti trovi, riportalo dal posto da dove l'hai preso. Anche le bottiglie, quando hai finito di consumare una bottiglia di birra, non lasciarla così per terra. Questa è l'unica accortezza che si chiede per avere un po' il senso della civiltà. Senso della civiltà che proprio in questo momento sta venendo a mancare, perché c'è qui The Gate e quindi tutto buon in diretta state ancora. Ciao ragazzi, scusate, ho fatto tardi che c'avevo un impegno che non è che potevo far fare a qualcuno. Ci mancherebbe. Il lavoro è lavoro. Ciao ragazzi, ci aggiorniamo. La sentite? È la voce del mattino. Cioè, ieri avete fatto la buonasera, buonanotte 2 volte. Cioè, Facciamo il mezzogiorno. Deve essere attiva. Non deve essere come gli altri, capito? La vocina da locandina non c'è ste, ancora sta stata la locandina. Me l'hanno cancellato. Tardo. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, buona giornata a tutti, buon sabato da Barletta Vest. Enzo Delvi. Da Barletta Vest Enzo Delvi, zio Ciccio e a Vest. Ciao.